Bere tanta acqua, almeno 2 litri al giorno, e stare in luoghi freschi e all'ombra. Il caldo è un pericolo per tutti, ma soprattutto per gli anziani. Particolare attenzione deve avere chi assume farmaci, i diuretici, quelli contro l'ipertensione, ma rischi derivano soprattutto dalle benzodiazepine, cioè i tranquillanti. Perché uno dei sintomi di disidratazione tipici nell'anziano è lo stato confusionale e la irrequietezza correlata appunto alla condizione climatica veramente difficile. Si rischia di entrare in un vortice molto pericoloso, che è quello di aumentare addirittura la somministrazione di questi tranquillanti, che possono esporre gli anziani ancora di più a deterioramento cognitivo, stato confusionale acuto, ma soprattutto cadute. E le cadute possono avere conseguenze molto gravi o fatali. L'aria condizionata è un'alleata, ma non bisogna esagerare. L'aria condizionata è una fortuna grande che abbiamo nel nostro tempo, però è importante che i soggetti rimangano esposti ad una temperatura costante, quindi evitare gli sbalzi di temperatura, perché possono essere anche superiori a 10 gradi e sono estremamente pericolosi. Molto meglio la corrente d'aria quando è possibile avere le finestre aperte su più lati. Intanto aumentano per vari motivi gli anziani che si recano in ospedale. Quello che mi preoccupa di più però sono gli anziani a domicilio, perché questi rischiano di essere fuori dal nostro orizzonte, quindi quelli che mi preoccupano di più sono quelli che sono ancora a casa e a casa resteranno.